Salve, benvenuti a questa nuova puntata. Questo nostro però è un'anticipazione, ovvero vi vogliamo ricordare che la prossima domenica, 21 giugno, dalle ore 17 alle ore 18:30, andrà in onda uno speciale di Soundtrack City dedicato alla campagna Senza Musica o Io lavoro con la musica, hashtag Io lavoro con la musica. Ovvero aderiamo anche noi appunto a questa campagna a tutela dei lavoratori dello spettacolo e in generale di tutto il comparto artistico. Che cosa faremo? Cercheremo di approfondire alcuni temi con interviste. Ce ne parli un po', Massimo, che cosa faremo? Guarda, in sostanza Marco, Soundtrack City darà un contributo indagando sulle misure post-lockdown a favore del comparto artistico, come dicevi anche tu, adottate sia in Italia che in altri paesi europei ed extraeuropei. Infatti avremo l'onore e il piacere di intervistare artisti e operatori musicali, culturali, operativi sia nel nostro paese che appunto all'estero, dalla Gran Bretagna, dal Galles, dalla Canada, dalla Francia, dalla Germania e dall'Australia. E sarà una puntata molto interessante perché è doveroso parlarne. Non solo è doveroso parlarne, ma è doveroso per capire quali possono essere le misure che potrebbe adottare il nostro paese e capire nel resto del mondo cosa si sta facendo. Quindi noi ci vediamo con lo speciale Senza Musica domenica 21 giugno dalle 17 alle 18:30. Adesso a questo punto iniziamo la prossima puntata e vai con Zimmer! Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City che merita un'introduzione energica perché il compositore a cui dedichiamo Monograph di oggi è un compositore epico. Sto parlando di Hans Zimmer, dico bene Massimo? E come no, aspetta che mi riprendo dal gong perché sento la vibrazione. Hans Zimmer, lo sperimentatore delle colonne sonore, che in realtà ha una formazione tutt'altro che classica, ma nasce in realtà come tastierista, Esatto. quasi un autodidatta, tastierista negli anni 70 e 80 per tre gruppi famosissimi, tra l'altro, gli Ultravox, i Beatles, che è famosissimo. La ricordi la canzone Video Kill the Radio Stars? Video Kill the Radio Stars. Era lui che suonava. Era lui che suonava le tastiere. E poi con questa interpretazione mi ha scioccato, con il Prisma. E non solo, sappiate, e questo credo che lo sappiano veramente in pochi, che lui è stato il tastierista dell'album famoso di Claudio Baglioni, La vita è adesso, giusto, me lo ricordavo. E non solo, è stato insieme a Marco Masini a suonare proprio le tastiere al famoso meglio di Umberto Tozzi al Royal Albert Hall in Inghilterra, a Londra. Ho parlato anche nella puntata monografica di Sakamoto, è stato il tecnico del suono, il mixer di L'Ultimo Imperatore. Quindi comunque ha avuto a che fare molte volte con l'Italia. Diciamo che queste cose forse lui non le avrebbe volute far sapere, alcune di quelle che hai raccontato, però insomma questo vuol dire che è un musicista che veramente ha fatto veramente di tutto. Ha fatto la gavetta, tra l'altro in realtà è stato fatto entrare nel mondo del cinema grazie a un grandissimo compositore, Stanley Myers, quello famosissimo della cavatina del cacciatore con Robert De Niro, che proprio gli ha aperto la strada compositiva, l'ha fatto conoscere Barry Levinson e ha fatto la prima colonna sonora importante e molto innovativo per l'epoca, che era Rain Man, l'uomo della pioggia, dove veramente, e poi ricevette la sua prima candidatura agli Oscar, anche se poi lo vinse con il film d'animazione Il Re Leone. E poi in realtà lui ha stretto legami sodalizi nel cinema musicale con tantissimi autori importanti della storia del cinema, Ron Howard, il Codice da Vinci, Rush e tantissimi altri, poi anche con Ridley Scott, Hannibal e soprattutto con Christopher Nolan, la trilogia di Batman e poi Il Cavaliere Oscuro,
poi anche la colonna sonora che ha cambiato il modo di scrivere le colonne sonore della storia del cinema oggi, in maniera moderna, attualmente, cioè Inception. Da quel momento in poi tutti hanno scritto nella modalità di Inception, quei famosi paddoni, quei famosi... Quelli li hanno usati tutti nei trailer, nei film, anche quando non ci azzeccavano assolutamente niente. Quindi in realtà, oggi come oggi, si può chiamare una sorta di zimmerismo o di canone zimmeriano. Però ci sono tanti emuli e nessuno capace di essere veramente un innovatore come lui. Poi ricordiamoci che ha anche stato il primo a creare una vera fabbrica delle colonne sonore, che all'inizio si chiamava, scusate, Media Ventures, oggi si chiama Remote Control Productions, e che ha sfornato una miriade di compositori famosissimi, tra cui John Powell, Eric Gregson Williams, Ramin Djawadi, quello del Trono di Spade, e Lorne Balfe, tantissimi. Comunque Zimmer ha fatto delle colonne sonore anche supereroiche, di Superman, l'Uomo d'Acciaio. Dovevano uscire quest'anno, bloccati dalla pandemia, nuovo Wonder Woman nel 1984, altri film supereroici, ha curato anche X-Men Dark Phoenix, quindi ha abbracciato diverse saghe famosissime, però dobbiamo essere sinceri, è stato anche uno che ha donato tanto all'animazione e ai film di commedia romantica. Pensiamo a Spasso con Daisy, alla serie di Kung Fu Panda e Madagascar, e ce ne sarebbero tantissime, veramente, veramente tante. Comunque un innovatore, un grande sperimentatore che tutt'oggi riesce a mixare alla perfezione quello che è ambiente orchestrale e ambiente elettronico. Hai fatto il massimo per essere sintetico, perché la carriera di Hans Zimmer c'hai davanti questo monumento che veramente... Forse ti sei dimenticato Il Gladiatore, per dirne una. Ma un piccolo film minore, un film minore. Gerard, anche esatto. Quello che c'è da aggiungere è che in questa puntata di Monograph, come nelle altre che abbiamo fatto qualche tempo fa dedicata a Sakamoto, non parleremo solo di musica, ma come sentirete, la sentirete anche musica, perché sono con noi due ospiti, una cantante e un compositore, tastierista, violoncellista, di cui non vi voglio dire né il nome di uno né quello dell'altro, perché sono sorprese. Dimmi, Max. Volevo, prima che tu chiudessi, molto sinteticamente dire una frase che Zimmer ha raccontato alla masterclass che ha tenuto a Torino nel 2018. Cerco di rendere questo mondo un posto più colorato e rumoroso. Direi che è la sintesi assoluta di Hans Zimmer. Ci riesce. Forse rumoroso lo posso anche fare io diventare, e chiudiamo qui questa prima parte con...
Ed eccola qui, è Sabrina Zunnui. Ciao. Ciao, ciao Sabrina. L'abbiamo sentita prima cantare e adesso è lì dal vivo, nel senso che Mi parla, che sentirete ci dirà. parlare. Esatto, esatto. Senti Sabrina, innanzitutto complimenti per l'interpretazione. Hai fatto una Grazie. cosa, come posso dire, hai osato andare a toccare e interpretare un brano che ha fatto la storia della musica del cinema. Infatti devo dire che ero un pochino preoccupata di questa cosa. Ma te la sei cavata egregiamente, anche perché tutto questo noi, ricordiamo, lo facciamo dalle nostre case. Senti, la prima domanda che ti faccio però non è relativa ad Hans Zimmer, ma alla persona, all'artista, alla grandissima cantante che ha lavorato e che ha anche firmato peraltro questa Now We Are Free insieme a Zimmer, e sto parlando di Lisa Gerrard. Ecco, dici un po' da cantante che cosa trovi, che cosa pensi di Lisa Gerrard? Allora, vabbè, chiaramente è una grande cantante che ha fatto un tipo di ricerca sulla voce, insomma, quello che trovo molto, molto forte in lei è proprio l'aver usato la voce come uno strumento, cioè non è tanto, premettendo il fatto che appunto lei spesso, sia in Now We Are Free, ma in altri suoi brani, insomma, nei vari lavori che ha fatto, Con i Dead lei Can si... Dance, perché ricordiamo che lei era la cantante dei Dead Can Dance negli anni Sì, 80 circa. sì, nell'81 hanno fondato insieme a Brendan Perry questo, in realtà era un quartetto, poi è diventato un duo, insomma, però insomma sono i due fondatori e spesso si è servita lei di una lingua, di un idioma praticamente inventato, nel senso che si rifaceva un po' come sonorità a quelle potevano essere la tradizione delle lingue antiche, no? L'aramaico, il gaelico piuttosto che il greco antico, però fondamentalmente lei ha usato questo linguaggio non diciamo inesistente, secondo me proprio perché in quel modo, togliendo il senso della parola, lei ha lavorato proprio sul suono. Per cui per lei era importante proprio raccontare delle emozioni, un mondo interiore anche molto visionario, no? Per certi versi, proprio lavorando sul suono della voce e non sul testo. E quindi non avendo il testo come un peso da portarsi dietro, si è concentrato semplicemente, come dicevi te, appunto solo sullo strumento, solo sul suono. Sì. Senti, bellissima questa lettura, e io andrei invece a parlare della tua carriera in qualche modo. Allora, tu se hai una particolarità evidente che ti distingue da molte altre cantanti, è il fatto che tu hai questa attività parallela, cioè da una parte la cantante e dall'altra parte l'attrice, e a volte si incontrano anche questi due ruoli. Mi parli di quando si sono incontrati, di uno spettacolo che ti è rimasto particolarmente, che hai a cuore? Ma guarda, diciamo appunto che questa è un'esigenza che io ho sempre avuto fin da piccola, no? Di coniugare la voce e il canto con la recitazione, per cui negli anni mi sono un po' dedicata un po' all'una e un po' all'altro, e devo dire che si è coronato questa cosa quando ho potuto fare questo spettacolo per l'Unlights, cioè per raccogliere fondi tramite l'Unlights, che è questa associazione storica che si occupa praticamente della prevenzione e della ricerca sull'AIDS. E in particolare per Unlight Lazio ho messo in scena questo spettacolo che si chiama Amore in atto unico, che ho ideato, scritto, e in realtà poi i testi sono diciamo una raccolta di testi di grandi autori, di grandi poeti come Pessoa, Alda Merini, piuttosto che Shakespeare, ma anche canzoni che vanno da Fossati piuttosto che Herbert Pagani, addirittura i Police.
ed è un po' un recital teatrale che fa un racconto sull'amore tramite appunto questi testi, però abbastanza da una parte scanzonato e dall'altro un po' così malinconico. Infatti ci sono due attrici, una sono io, una è Cinzia Susino, che hanno un po' questi due ruoli contrapposti, una ancora romantica che ci crede, l'altra un po' più cinica, se vogliamo. Cinica, ok. Sì. Senti, saltando di palo in frasca, ma non più di tanto, io so che tu un altro mestiere appunto che fai è quello relativo alla didattica, alla didattica vocale in questo senso. Allora, noi sappiamo quello che è successo negli ultimi 2 o 3 mesi, c'è stato il fermo totale di tutte le attività, non solo musicali, live, concerti, ma anche didattica. Ecco, che cosa sta succedendo? Mi dici un attimo in questo momento qual è il punto della situazione? Ma guarda, sì, la questione è proprio questa, che con adesso diciamo prossimamente, quando si riuscirà un po' a riattivare quelle che sono le scuole di musica, che sicuramente saranno veramente, credo, le ultime che potranno aprire, e quindi diciamo che in parallelo a un lavoro in presenza che comunque in particolare per la tecnica vocale, per lo studio del canto è necessario, però è fondamentale, però si sta sviluppando in parallelo tutto un discorso, diciamo, sul digitale, perché ormai comunque il futuro è questo e non si può tornare indietro, per cui secondo me si tratta un po' di ripensare anche proprio la didattica riguardo il canto online, perché ovviamente va incontro a tutta una serie di difficoltà che dal suono, dal riconoscimento sonoro di alcune cose, ma anche l'aspetto ovviamente fisico, perché insomma ricordiamoci i cantanti, il cantante è un atleta, cantare è un atletismo, per cui ci vuole un contatto anche sia fisico, ma ovviamente di rapporto con l'insegnante, quindi è abbastanza complicato, e con l'allievo, per cui ripensare la didattica credo che sarà necessario, perché tutto si starà spostando in questo senso. Da questo punto di vista io ti volevo chiedere, dimmi almeno una cosa di positivo che hai riscontrato nell'utilizzare questo mezzo. Ce n'è uno almeno. No, ma guarda, ti ripeto, si tratta di ripensare, nel senso che mi sono resa conto che, per esempio, è necessario programmare in maniera sistematica alcuni passaggi della didattica, che da una parte, diciamo, che in live vengono raccontati, detti, no, con l'allievo, e secondo me paradossalmente un pochino si perdono, mentre con la didattica online tu sei costretta per esempio a fare tutta una serie di esercizi, registrarli, sistematizzarli e darli all'allievo, che li dovrà fare da solo, poi chiaramente con un check-up che verrà fatto con me, però quello sistematizza un lavoro, per esempio, e in quel senso mi ha sorpreso, perché è funzionale. È funzionale, poi è chiaro che non può escludere in assoluto il lavoro in presenza, perché non è possibile. Lì non se ne esce. Senti Sabrina, io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro il meglio, sia per quanto riguarda cantante, attrice, didattica, la qualsiasi. Tutto. Grazie. Grazie a te, grazie a voi e alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti, ma soprattutto ciao Fabrizio, perché quello che avete visto prima suonare il pianoforte era appunto Fabrizio Bondi, e ovviamente ciao di nuovo Massimo Privitera. Ciao Marco, ciao Fabrizio. Allora, veniamo alla musica, veniamo a noi Fabrizio. Ti sei scelto un tema di Hans Zimmer un po' diverso da quello che noi ci aspettiamo, no, che si aspettano un po' tutti, cioè l'Hans Zimmer epico, il gladiatore e via discorrendo. No, tu sei andato a scegliere un Hans Zimmer commedia, no? Perché? Sì. Trattasi di quale film? Allora, L'amore non va in vacanza del 2006 di Nancy Meyers, tra l'altro commedia simpaticissima, divertentissima. E poi Massimo, diglielo te, cioè qui c'è Jack Black che poi fa una parte molto attinente a questo programma. Infatti Jack Black è un autore di musica applicata alle immagini, un compositore di musica per film. Tanto c'è una scena stupenda in cui lui racconta a Kate Winslet, di cui si è innamorato, quali sono i più grandi compositori di musica per immagini, e cita ovviamente Ennio Morricone, John Williams, e poi fa una citazione di Hans Zimmer. Infatti, io me la canto, io me la suono, come si dice, però effettivamente è un Zimmer fuori range, epico, eroico, supereroico anzi, ed è molto lo Zimmer che piace a me, quello più intimista, che realizza delle colonne sonore per delle commedie veramente incantevoli, con una musica deliziosa che accompagna alla perfezione le immagini. E secondo me Fabrizio ha scelto uno dei temi più belli, che ovviamente è un omaggio a Morricone, perché lo si cita a piene mani nel film, e poi sappiamo benissimo che Zimmer è un morriconiano doc. Fabrizio, raccontaci proprio il perché di questa scelta. Guarda Marco, il perché è semplice. Molto spesso quando parliamo di Zimmer tutti lo immaginano con le solite colonne sonore che conosciamo tutti. Secondo me quella che gli ha dato proprio una fama a livello, era già famoso prima, ma quella che gli ha dato proprio la fama a livello popolare è stato Il Gladiatore. Certo. Cioè da lì in poi c'è stato proprio una popolarità del personaggio, pur conoscendolo già dal Re Leone prima, e se vuoi anche, cioè io già lo conoscevo da Green Card, Thelma e Louise, da Rain Man, già alla fine degli anni '80. Però la sua firma, diciamo, il motivo per cui tutti quanti lo conoscono è la sua grandezza, la sua epicità. Io volevo un pochino spostarmi da questo, anche per fare un discorso non di protesta, ma di comprendere come poi all'interno delle sfumature di un compositore non c'è solamente il suo stile, cioè qualcosa che lo distingue e lo caratterizza in maniera particolare, per cui diremmo, ok, Hans Zimmer è il gladiatore, è il brano Timed Inception, è Interstellar, è questo tipo di persona, è Batman se vuoi, ma Hans Zimmer è anche altro, e anzi probabilmente proprio nei suoi primi anni, con la complicità di alcuni registi come Nancy Meyers, che gli ha fatto scrivere alcune delle colonne sonore di commedia più famose, poi dei film più famosi degli anni 90 e 2000, quelli che io amo di più a livello di commedia, è proprio la sua capacità di essere quanto più che mai eclettico, ecco, eclettico, diverso, intimo, ma allo stesso tempo popolare, perché poi la sua capacità di essere catchy, di avere sempre questo tema che entra. Pensa che io, prima ancora di conoscerlo, di conoscere la sua musica, andai a vedere A spasso con Daisy, che è un film, se non sbaglio, dell'89. Comunque anni 80, sì. Quindi io avevo 15 anni e aveva questo tema di clarinetto che io, uscendo dal cinema, ho cominciato a fischiettare e a cantare per giorni, senza rendermi conto di che cioè ce l'avevo talmente dentro, ed era un tema semplice, tra l'altro scritto con pochissimi strumenti, però la sua capacità di essere immediatamente orecchiabile, quindi è immediatamente popolare, probabilmente lui ce l'ha dal pop, ce l'ha dalle sue origini. Sì. Ma quello, soprattutto il discorso dei temi, mi porta adesso ad andare sul sulla tua carriera, no? Ovvero, io Fabrizio Bondi l'ho conosciuto su un film che era Amore 14, quindi dove per abbiamo lavorato insieme, se si dove ho avuto il piacere di conoscerti,
E io il primo film che lavoravo con Fabrizio, quello che ho notato non solo io, ma tante altre persone, in realtà era questa tua capacità di creare temi, questa tua, anzi questo tuo approccio, diciamo, tematico e molto spesso poi con l'evoluzione, diciamo, della colonna sonora, questa facilità di creare temi è stato anche quasi una specie di handicap, perché negli ultimi tempi il tema in qualche modo è caduto, diciamo così, in disuso. Il tema, la melodia o quello che il grande pubblico dice: ah sì, adesso belli film, però non mi ricordo più una colonna sonora, tu pensi che sia momentaneo il, diciamo, disamore da parte delle produzioni, o pensi che presto ci sarà una sorta di risorgimento? Guarda Marco, non ti posso fare una previsione, nel senso che se io mi affaccio alla storia, nella storia ci sono sempre stati dal 1930-40 fino ai giorni d'oggi momenti in cui la musica era tematica e momenti in cui invece la musica aveva dei temi più difficili, più sperimentali, più quasi di musica contemporanea. E ti direi che oggi siamo in un momento quasi di musica contemporanea nelle colonne sonore, non intesa ovviamente come musica colta, ma intesa come la ricerca di nuovo sperimentalismo che ci può portare a qualcosa di nuovo. Quello di cui forse anche io sento la mancanza rispetto al discorso che hai fatto è il cuore che si scalda. Cioè, a mio avviso, nella storia è sempre stato il tema rivisto, più minimale, più ricco, ma è sempre stato quello a creare diciamo come si dice, un'affezione da parte del pubblico alle colonne sonore. E tutto ciò che non viene riconosciuto, che non viene cantato, diventa più difficile. Diventa più difficile nel momento in cui si chiede a una persona che esce dal cinema di ricordare la musica come si è ricordato la storia, gli attori e le relazioni tra i personaggi. Ecco, probabilmente prima nel leitmotiv era più facile raccontare l'emozione che i personaggi stavano vivendo. Oggi lo si fa, ma lo si fa in maniera meno descrittiva, più sottesa, più underscore, diciamo. Sì, più essenziale poi peraltro. Più essenziale sicuramente, però sai, anche oggi ci sono dei temi che sono molto essenziali, ma comunque risultano orecchiabili, giusto? Sì. Non si è persa questa... diciamo che quando il sound design... Io ho letto anche il tuo libro, Marco, e anche lì si parla di questo, cioè come sarà il compositore del futuro? Sarà un compositore, un musicista, o sarà uno che dovrà muoversi tra composizione, tecnologia e nuovi media, nuove sensazioni? Però probabilmente io penso che sia quello. Io ad esempio credo che esiste anche il concetto di tema timbrico, cioè nel senso esiste il tema melodico, ma esiste anche il tema timbrico, cioè a mio modo di vedere un mix, una sovrapposizione di timbri, di timbriche, che possono essere elettroniche, acustiche, elettriche e via discorrendo, che sono un po' alla base, diciamo così, dell'intromissione del sound design nell'ambito della colonna sonora. È un concetto un po' difficile, ma secondo me, se io vado a vedere certe colonne sonore, ad esempio di Johan Johansson, io vedo che questo concetto del tema anche timbrico, non solo quello dell'arpeggio del pianoforte e via discorrendo, dobbiamo cominciare a prenderci confidenza, ecco, perché anche quello esiste. Allora, io faccio una domanda polemica a Fabrizio. Tu sei un fan di Zimmer, si parla sempre di questa diatriba dell'evoluzione e involuzione causata da Hans Zimmer, cioè questa sorta di emulazione che ha creato un appiattimento totalizzante da un punto di vista sia televisivo che cinematografico di suoi emuli o di tutti quelli che sono usciti dalla sua factory. Secondo te esiste questa evoluzione o esiste questa involuzione? O sono ambedue le due facce della medesima medaglia? Secondo me non esiste un'involuzione, quindi se uno osserva il suo percorso personale e poi
osserva questo discorso che stai facendo tu, Massimo, cioè di come si è evoluta anche la colonna sonora, tendendo un pochino, forse in parte, ad appiattirsi a questo tipo di gusto. Mi viene da dire che è tutto parte di una evoluzione, e che quindi non c'è assolutamente questo discorso di involuzione, perché, ti ripeto, sarebbe come dici tu se ci fissassimo su 1, 2, 3 stili di Hans Zimmer, ma per me Hans Zimmer è tutto, da quello che faceva nel 1980 a quello che fa oggi. Quindi come si fa a parlare di involuzione in un discorso del genere? Se lui è uno probabilmente dei compositori, a mio avviso, meno attaccati a un proprio stile. Certo, ma d'altronde quando abbiamo esordito presentando questo monografico abbiamo detto che comunque Zimmer è uno sperimentatore delle colonne sonore e c'è il suo stile riconoscibile, ben dichiarato. Poi posso dire, per concludere questo discorso, perché non fa capolino nel vostro confronto, esiste anche la committenza, ragazzi, cioè esiste anche che anche a Zimmer gli chiedono di fare una colonna sonora di quel tipo anziché di quell'altra, cioè quindi secondo me poi alla fine certe decisioni o certe correnti di Zimmer sono molto dovute anche a, secondo me, a quello che gli viene chiesto. Probabilmente la mia passione per la sua musica è dovuta anche a una proiezione, cioè io ho la sensazione che ogni volta che lui si trovi davanti a una storia, si trovi davanti a un mare inesplorato, dove lui col suo peschereccio va con una luce e va a vedere che cosa succede, che cosa c'è. Questo è bellissimo perché è come se ti facesse dire non rimanere sempre te stesso, ma cerca di, a servizio di qualcun altro, come dice Marco, o di qualcos'altro, come è la storia di un film, ti permette di esplorare delle parti di te che magari ancora non conosci, e credo che questa sia la cosa più bella della creatività, cioè non doversi rifugiare in quello che già sai fare, ma in quello che ancora puoi scoprire di te. Almeno ci evolviamo o ci involviamo, non so, permettimi questo termine, guarda, ma comunque cambiamo. No, io sono stra d'accordo con te, come peraltro io sento le tue parole e sai, a forza di parlare con compositori ormai da tempo a questa parte, mi faccio un'idea, cioè ci sono dei punti in comune a tutti, cioè questo che hai detto adesso è un punto in comune a tutti, cioè nel senso il compositore si mette di fronte al nuovo film che deve fare, siccome molto spesso, anzi dovrebbe essere sempre influenzato dalle immagini, dal soggetto, quindi ogni volta è un viaggio nuovo, che magari quella volta su quel film lì ti ricorda quell'altro e pensi che il tuo approccio possa essere più o meno uguale, ma poi ogni volta è una storia nuova. Entrano in scena tante questioni, dal regista al montatore al produttore, al materiale che hai davanti, insomma, morale. Secondo me il compositore è propria del compositore di musica applicata questa apertura proprio che le fa ogni volta cercare di rimettersi in gioco. Ma io adesso andrei proprio, finirei qui il discorso Zimmer con te, e la domanda che ti volevo fare era: allora, tu sei uno dei musicisti, compositori italiani che io conosco che ha fatto un'esperienza extra italiana, cioè in America, a Los Angeles. Allora, la domanda che ti faccio è proprio questa: dal punto di vista operativo, professionale, proprio puro, del mestiere, ecco, che cosa hai trovato nella scena americana che magari di molto diverso rispetto a quello che abbiamo noi? Guarda Marco, io ho avuto diciamo due campi di lavoro diversi negli Stati Uniti. Uno è stato alcune serie televisive, ma docu-serie, quindi non la fiction come può essere quelle che trovi su Netflix, eccetera, ma documentari e fiction realizzate mentre accadevano cose. Ok, e diciamo che questo è un aspetto, ti dirò dopo perché. L'altro è proprio il cinema, l'esperienza cinematografica. Nel primo caso ti devo dire che negli ultimi anni, almeno per quella che è stata la mia esperienza, c'è una sempre più forza dei montatori che utilizzano la musica in maniera merce, proprio merce di scambio. Ma perché noi competiamo in quel caso con le library ormai di migliaia di pezzi
ci troviamo poi a scontrarci con questo tipo di figure che sono invece abituate a lavorare in maniera diversa. Tutto è funzionale al tempo che ci metti e alla velocità, cioè e alla comunicazione del risultato senza tanta profondità d'animo, diciamo a mio avviso, per quella che è stata la mia esperienza nelle 2 o 3 serie che ho seguito. E un discorso diverso invece merita l'aspetto cinematografico e anche l'aspetto televisivo, dove c'è qualcuno che veramente vuole una figura della musica originale, che non è sempre richiesta ormai. Nel mio caso, col film che ho fatto nel 2018, è un film dell'orrore, tra l'altro, che è un genere che io non avevo mai... Vedi, a proposito di mettersi in gioco. Io sono andato negli Stati Uniti, ho conosciuto queste persone che erano persone che avevano lavorato con alcuni registi italiani con i quali io avevo lavorato, registi, montatori, alcune persone. Mi hanno presentato, mi hanno introdotto. La prima cosa incredibile è che tutti mi hanno risposto e tutti mi hanno visto, cioè tutti mi hanno incontrato. Tutte mi hanno dato un feedback di quello che pensavano, tutte quante, ed sono nate delle possibilità che mi sono piano piano costruito, facendo anche magari sentire delle cose fatte ad hoc per dei progetti che loro avevano, delle cose che ancora non erano partite. Ed è nata la possibilità di fare questo piccolo film dell'orrore. Mi sono detto, in questo momento in cui i temi vengono un pochino... si perdono di importanza, cerco di ricostruire proprio un tema dell'orrore che abbia a che fare con la musica degli anni 90, degli anni anche 70, dell'orrore che conosciamo tutti quanti. Non ti so dire se c'è stata più o meno professionalità rispetto a qua, forse c'è stata un pochino più di curiosità. Eppure io sono stato informato da loro dopo il film, ed ero già di nuovo qui, di tutto quello che accadeva su questo film, di ogni drive-in e ogni cinema dove veniva proiettato, di ogni passaggio televisivo in DVD, e questa cosa mi ha molto stupito, perché invece mi capita spesso qui che un film ha un tempo più breve, diciamo, che nel momento in cui viene chiuso poi ognuno torna più o meno alla propria vita e alle proprie cose. Senti Fabrizio, allora io ti saluto, ti auguro il meglio per tutto, anche perché sei passato da Amore 14 ai film dell'orrore, quindi voglio dire che credo che tu sei abbastanza aperto a varie soluzioni. Come si chiama il film dell'orrore? Si chiama Masked Mutilator. E parla di un gruppo di ragazzi sembra un film della Troma. Parla di un gruppo di ragazzi legati al wrestling che vengono, diciamo, uccisi a uno. Va bene, lasciamo perdere come vengono uccisi e quanti ne sono. Ok, senti, allora Fabrizio, grazie di tutto. Bene, e noi ci salutiamo, perché tu non ti sei limitato a un pezzo di Zimmer, ma ne hai eseguito un secondo, e per di più con un altro strumento che io non andrò a dire, e così faccio capire che sei anche un po' l'istrumentista. Però diciamo perlomeno, guarda, annuncialo te Massimo, il pezzo di che cosa si tratta. Allora, il pezzo è un film action, Mission Impossible 2 di John Woo con Tom Cruise. Non lo conosco, è un film che non conosco. Credo di sapere che sia un flamenco, forse, boh. Esatto, allora chissà con quale strumento l'avrà suonato il flamenco. Ciao, un po' da flamenco. Grazie di tutto, grazie a tutti, ciao. Ciao Fabrizio, ciao, grazie di tutto. Ciao Fabrizio. Ciao, grazie a voi. Grazie.
bellissima questa, come posso dire, altro lato della medaglia dell'estetica zimmeriana che abbiamo sentito, in questo caso Mission Impossible 2 di Fabrizio Bondi. Allora, abbiamo sentito appunto un po' tutto, caro Massimo, dall'epico tradizionale classico del Gladiatore alla commedia dell'amore non va in vacanza e infine a Mission Impossible 2. Io voglio ringraziare ancora sia Sabrina Zunnui che Fabrizio Bondi per questo loro intervento. Ma io direi che a questo punto potremmo chiudere con questa fotina mia con Zimmer, sperando che tutto quello che abbiamo raccontato in questa puntata monografica, quindi il mondo colorato e rumoroso di Zimmer, sia arrivato a tutti voi. Vedo lì che Zimmer ti abbraccia proprio da amicone, proprio con una spontaneità incredibile. Va bene, senti, allora diamo un anticipo per quello, in chiusura diamo un anticipo di quello che sarà la prossima nostra monografica, che non sarà dedicata a un artista ma a un genere, cioè indagheremo e anche attraverso la musica suonata, come al solito con ospiti, il rapporto tra il cinema e il jazz. Forse lo faremo in 2 puntate, visto che è molto corposa come situazione. Mi auguro di ascoltare Chinatown di Jerry Goldsmith. Ma troppo ce ne sono di cose da ascoltare tra jazz e cinema. Ripeto, forse 2 puntate, ma magari pure 3, che ne so, non lo so. Ne farei anche 4, guarda, dai. Ma sì. E con questo auspicio vi salutiamo. Ciao Massimo. Ciao Marco, ciao a tutti.